Ci sono anche i famosi 5 quaderni rossi in cui Pierpaolo Pasolini affrontava la propria tormentata omosessualità nella mostra che racconta gli anni trascorsi in Friuli, un periodo che ha ispirato la sua opera e che mette in evidenza soprattutto l'Accademiuta di Lenga Furlana, quale fucina di talenti, di produzioni letterarie e poetiche, oltre che straordinaria esperienza pedagogica. In esposizione al Centro Studi Pasolini di Casarsa, documenti originali e in gran parte inediti articolati in 10 sezioni che assecondano la cronologia dal 1942 al 1950. Sono gli anni in cui Pasolini vive a Casarsa con la sua famiglia e compone una gran quantità di pubblicazioni tuttora ancora poco conosciute. Un emozionante percorso tra stesure autografi di testi, manifesti, fotografie, testi teatrali, disegni e dipinti di amici pittori, tra cui Giovanni Toffolo, Renzo Tubaro e Giuseppe Zigain. È una mostra documentaria dove abbiamo potuto vedere come si è inventato addirittura una lingua, un friulano, che era il friulano di Casarsa, che è una lingua che non era mai stata scritta. Un'esposizione che porta nuova luce sul periodo friulano di Pasolini, evidenziando aspetti della sua poetica fino ad oggi non affiorati. Ne esce un Pasolini che poi ritroveremo in tutta la produzione anche negli anni successivi, perché è proprio qui a Casarsa che ha sperimentato, se vogliamo, tutte le espressioni artistiche che poi hanno trasformato la sua produzione in quello che è uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo.